La Norvegia inguaia l'Akragas ed ottiene 3 punti preziosi per la propria classifica. 1-0-2 maturato nella prima frazione di gioco, giocata con la giusta determinazione e con fraseggi ordinati e veloci. Di contro un avversario, l'Akragas, che rabbecciato in difesa nei momenti topici della gara, ha commesso un paio di errori che poi sono risultati fatali. Eppure l'Akragas, con un atteggiamento diverso nel secondo tempo, con lo spostamento a centrocampo di Pusic, che è un centrocampista, e l'entrata di Christopoulos in avanti in coppia con Modriski, avrebbe meritato quantomeno la rete della bandiera. Il vantaggio barcellonese arriva al 21esimo per merito di Calafiore, che solo in aria trafigge il portiere e Dragan con un forte tiro sotto la traversa. Un gol improvviso alla prima vera occasione per la Nuova Igea. La compagine Temple subisce anche un colpo psicologico e non riesce a replicare, ed è così che appena un paio di minuti dopo, al 23esimo, un pallone radente dalla distanza di Campino si infila beffardemente all'angolo basso di Dragan. Doppio vantaggio igeano ed Agregas alle corde. Secondo tempo più vivace da parte biancazzurra grazie ad alcuni aggiustamenti tecnici operati dal coach Favarin, ma la buona volontà non basta per superare l'attenta retroguardia ospite, che replica sempre più pericolosamente. Tra le poche occasioni per l'Acregas segnaliamo quella capitata tra i piedi di Meola, che solo dentro l'area spara alto. Arriva l'ennesima sconfitta per la compagine de Tem, si tratta della 14ª stagionale che peggiora ulteriormente la classifica. Sugli spalti al termine dei 90 minuti la forte contestazione dei tifosi della curva sud. Intanto la società Agregas comunica che osserverà il silenzio stampa sino a data da destinarsi.